Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares con il sindaco di Rovigo Massimo Bergamini. Abbiamo toccato tantissimi argomenti, ormai siamo nella parte finale, andiamo per quanto riguarda la sanità, l'ospedale di Rovigo, gli utenti, praticamente i pazienti, come vivono a Rovigo questo problema, visto che oggi la sanità, soprattutto nella regione Veneto, è stata tagliata e non di poco. Sì, la sanità è stata tagliata, però la sanità veneta, ma anche polesana, è riconosciuta come un'eccellenza. Noi abbiamo moltissime persone che vengono a curarsi a Rovigo, quindi per questo aspetto, insomma, a Rovigo siamo messi bene. Abbiamo da poco, da gennaio, un nuovo direttore generale, il dottor Compostella, che sta lavorando anche commissario per quanto riguarda l'USL 19, mi confondo sempre, 19 di Adria. Per accorpare, fare un'azienda sanitaria unica, insomma, ma non per chiudere e per togliere servizi, ma per razionalizzare. È questo che bisogna, queste sono le risposte da dare ai cittadini, insomma. Razionalizzare la spesa e magari per riuscire ad investire molto di più in servizi e anche in sanità. Nessuno vuole tagliare servizi diretti ai cittadini. Ecco, nel parlare la settimana scorsa con il Presidente della Regione, il Governatore della Regione, ovviamente abbiamo ridotto i direttori responsabili degli ospedalieri, abbiamo ridotto questo perché abbiamo pochi soldi e arriveremo a un punto anche che la sanità dovrà aver bisogno del contributo dell'utente, cioè il paziente, come in tanti paesi del mondo dove addirittura bisogna avere la carta di credito quando vai all'estero, se ti ammali, succede qualcosa. Ecco, prevede che succeda così anche a Rovigo, oppure Rovigo è ancora un'isola da questo punto di vista felice, dove il paziente è curato in tempi ristretti, oppure anche lì la burocrazia c'è una lungaggine? Beh, insomma, Rovigo in Veneto non è che non vive le dinamiche. Ci sono i paesetti tipo, che hanno l'ospedale, non piccoli ovviamente di Rovigo, però nelle realtà minori di Padova, di Verona, diciamo che c'è meno richiesta e quindi c'è più, si possono soddisfare di più le esigenze dell'ammalato. Insomma. Io, come dicevo prima, giro per la città, vado in giro e a volte anche solo cogliere una notizia dei quotidiani locali di un incidente, di un ragazzo, una ragazza, qualcuno, di un padre di famiglia, quando riesco a ritagliare i 10 minuti li vado anche a trovare all'ospedale e vedo una struttura valida, una struttura al passo con i tempi, una struttura anche pulita che offre servizi adeguati anche ai tempi in cui viviamo, insomma, e ci vado anche al mattino presto magari per accompagnare la mamma piuttosto che qualche altro amico. Non ho mai visto, come dire, la ressa anche in pronto soccorso. Poi ci possono essere dei momenti dove si accavallano degli eventi straordinari. Per quanto riguarda la sanità, Rovigo, insomma, si può... Tutto è perfettibile e migliorabile, certo, però io ho grande fiducia del dottor Compostella, che conosco da qualche anno e quindi l'ho sempre visto che dove si è collocato e per l'impegno e per le responsabilità che ha assunto è riuscito a dare delle risposte importanti. Poi non dimentichiamoci, insomma, che il nostro assessore Luca Coletto della Sanità in Veneto è stato riconfermato e i risultati si vedono, insomma, non è che è una filiera importante questa e si riesce ancora a dare delle risposte concrete ai nostri concittadini. E poi torna in ballo sempre Roma, quelli che non sono stati votati, quelli che preferiscono tagliare dove vi è la produzione del 75% del PIL, del prodotto interno lordo in Italia, per trasferire le economie dove invece magari finiscono, dove fino a qualche anno fa non preparavano nemmeno i bilanci della sanità, se penso alla Regione Calabria o altre situazioni. Quindi questa è la situazione, ecco perché chiediamo di diventare protagonisti a casa nostra dei nostri soldi. Dice cos'è questo federalismo e l'autonomia? Ma io ripeto, guardo l'Italia dall'alto e vedo che qualcun altro è stato molto più bravo di noi, altro che federalismo e autonomia, è riuscito a gestire i propri soldi e anche quelli degli altri, cioè i nostri. Adesso basta, bisogna invertire il senso di rotta, il senso di marcia di questa situazione. Noi dobbiamo disporre dei nostri denari, gestirli e rispondere in prima persona dei denari che andiamo a gestire. Ci mettiamo la faccia, ma solo così potremo dare delle risposte concrete ai problemi dei nostri concittadini, altrimenti siamo sempre, facciamo il parafulmine per tutti e dall'altra parte qualcuno chiede sempre e mai dà.
Altro argomento, il turismo. Ovviamente Rovigo non è una città da attrazione. Perché no? No, aspetti che finisco, cioè da attrazione turistica come lo è Venezia, stavo terminando il concetto, come tante città importanti, però nel piccolo ha il Delta del Po, ha l'Adige, confina con il mare, uso questo termine perché è anche Rosolina la parte Mare, Rosolina Mare, no? Albarella, esatto. Il Delta del Po. Il Delta del Po, esatto. Ecco, lo sfruttate questo, sì, questo turismo? Prima si parlava di eroi, gli eroi che quotidianamente cercano di implementare le proprie attività anche nell'ambito dell'attrazione turistica e quindi della ricettività. Ma Albarella è di Rovigo o della Marcegaglia? No, il Barella è di Rosolini. Sì, è provocatoria la mia... Poi chi investe sa... Sì, è provocatoria ovviamente la mia affermazione. C'è una battuta, no? Quando io dialogo con... ti entri in skate e capisci tante robe. Esatto. Al Barella è in provincia di Rovigo, appunto. Poi gli investitori, certo. Chi investe, vedo che è una realtà. Ma abbiamo Rosolina Mare, abbiamo le spiagge anche del Delta del Po. Ecco, le sfruttate, il Po viene sfruttato bene, potrebbe essere sfruttato meglio, l'Adige lo stesso, cioè... Ma lì, secondo me usciamo da anni in cui vi erano più soggetti ricettori di finanziamenti piuttosto che gestivano dinamiche economiche che magari non dialogavano tra di loro. Io vedo che però, insomma, bisognava far di più. Se penso al Delta e se penso alla provincia di Ferrara, che del Delta io dico, faccio una battuta, solo il profumo, cioè una parte minima, certo. È riuscita iniziando 30 anni fa a commercializzare un brand e anche a implementare determinate attività ed è riuscita a collocarsi sul mercato in maniera più affermata di noi. Però non voglio sempre far la parte di quello che si piange addosso. E in queste dinamiche inserisco anche Rovigo. A Rovigo abbiamo un importante museo, il Museo dei Grandi Fiumi, abbiamo altre realtà. Mi ricordo proprio Vittorio Sgarbi qualche mese fa, dove sono stato ospite a Padova, dove ha presentato insieme a Massimo Bitonci e all'assessore alla cultura Cavaton, insieme al mio assessore alla cultura Andrea Donzelli. Vittorio, dialogando così, mi ha detto: tu a Rovigo devi solo mettere una freccia verso la rotonda, il Tempio della Beata Maria Vergine del Soccorso che c'è a Rovigo. Era una battuta per dire che anche noi le abbiamo, le cose belle da far vedere ai turisti. Bisogna inserirle nei circuiti, insomma, esatto. Ma anche a livello di mostre attualmente. Grazie alla Fondazione Cariparo, a Palazzo Roverella, a Palazzo Roncale, c'è la mostra che attrae molte persone anche fuori regione, al primo sguardo. Quindi invito tutti quanti, al primo sguardo ci si innamora e al primo sguardo magari venite a Rovigo, innamoratevi del territorio di Rovigo. Perché poi quando si va in una città a visitare una mostra bisogna anche recepire il calore di questa città. Quindi non solo entrare ed uscire dal museo piuttosto che dal Palazzo Roncale o Palazzo Roverella. Vivete la città, venite a Rovigo e mescolatevi tra la gente, con l'enogastronomia, con le iniziative all'attere anche di queste mostre che vengono organizzate nel centro storico di Rovigo, ma anche nei centri periferici che appartengono al territorio comunale di Rovigo. E allora si riesce a comprendere anche la positività dei cittadini di Rovigo, i sorrisi, il fatto che comunque anche nonostante in questi momenti così dove magari si stava meglio prima sotto il profilo, sì. Però la gente non è triste, lo diceva anche ieri sera in queste serate dove abbiamo una manifestazione importante in Corso Rovigo, anche un giornalista importante. Certo, assolutamente. Quindi dove dice io sono venuto a Rovigo, ho visto tanti sorrisi e non perché magari qualcuno neanche mi ha riconosciuto. Questo è il clima che il clima che si respira, ecco, a Rovigo. E in questo clima, Sindaco Veramente, c'è anche un'università che nel suo piccolo è importante. Insomma, anche Rovigo, nel suo piccolo è importante, lo è perché riescono il CUR, il Consorzio dell'Università Rovigo, a dialogare ed implementare tutte quelle che sono le attività con Padova e con Ferrara. Quindi stiamo crescendo, insomma, siamo a circa 2.000 iscritti, 2.000 matricole, 2.000 studenti. Stiamo cercando e stiamo lavorando, e non era solo una promessa, per portare in centro l'università, a Palazzo Angeli. E questo andrebbe, come dire, a
imprimere ulteriore energia al volano, certo, no? certo. Della vivibilità della città, per rendere una città più fresca, più giovane, più frizzante, con più eventi, con più giovani, certo. dove girano, diceva prima che ci sono più donne a Rovigo che uomini, e questo è importante, importante, ci vorrebbero anche più donne in amministrazione, come dico io. Ecco, però è tutta l'università che sta crescendo. A concludere in questa trasmissione, Rovigo viene definita la città un po' una tra le più piccole del Veneto. Bergamì, parlo ovviamente per abitanti, per a livello industriale, per tant'altro, non paragonabili a Verona, a Padova o a Venezia per quanto riguarda il turismo, Mestre. Ecco, Bergamì vuole farla crescere o vuole farla, termino la domanda Bergamì, o vuole farla rimanere tale e farla vivere bene così com'è? Lo sa che Rovigo tra poco arriverà, come dire, in una visione di programmazione, di sviluppo, un'area di 500.000 abitanti. Dirà come? Da 52.500? È lo sviluppo dell'area vasta, che non deve più essere solo un progetto o un foglio attaccato al muro dove qualcuno ha scritto qualcosa e poi non ha sviluppato nulla. Questa è la sfida più importante che mi attende come sindaco della città capoluogo, ma in collaborazione con i sindaci del territorio. E molti già ci credono. Lo sviluppo dell'area vasta, che parla della Bassa Padovana con l'innesto anche di una parte della provincia di Venezia, questo è 500.000 abitanti, 500.000 cittadini che possono sfruttare un territorio in termini positivi e propositivi importante. Questa è la sfida più importante. Questo vuol dire che vuole farla crescere. Certo. E ovviamente per crescere una città ha bisogno, soprattutto, oltre di tutto quello che abbiamo parlato in questa trasmissione, anche dello sport. A Rovigo il rugby la fa da padrone, ecco lo sport a Rovigo, per lo sport di base, come c'è la possibilità, ci sono spazi, ci sono palestre, campi, piscine? Guardi, io prima di diventare sindaco conoscevo in parte le realtà anche più piccole, ma che comunque costantemente e con tenacia ogni giorno si adoperano affinché molti giovani si avvicinino allo sport. Abbiamo un'importante realtà con il patinodromo, importantissimo insomma, a livello direi quasi europeo, per come sta crescendo, come si sta dotando di strutture. Non le parlo del rugby perché qui siamo a Padova, Padova, Treviso, però voglio dire, rugby Rovigo è qualcosa che insomma, certo. Chissà, magari una bella finale a Padova, a Rovigo, scusatemi, a Rovigo, ci siamo, ci siamo. Dove io potrei indossare la maglia del Petrarca e il mio amico Massimo Bitonci la maglia della Rugby Rovigo. Siete appassionati entrambi di rugby. Siamo appassionati entrambi di rugby. Proprio in questi giorni, come dire, sto pensando anche di adottare un provvedimento importante per la città di Rovigo, però sarà una sorpresa che verrà comunicata a breve. Insomma. E per lo sport di base invece, per i ragazzi che vogliono praticare sport, palestra, atletica? Abbiamo tante palestre, abbiamo anche molte società sportive che agevolano, non c'è solo rugby e calcio che sta crescendo in maniera importante, dove anche chi investe in questa società ha chiesto la collaborazione da parte del Comune di Rovigo e ci stiamo adoperando per dare delle risposte. Parlo dello Stadio Gabrieli, abbiamo un palazzetto dello sport ristrutturato, terminata la ristrutturazione un anno fa, dove ospitiamo la band del Rovigo Volley, ma non solo, certo. Per quanto riguarda il volley, come dicevo prima, abbiamo anche l'importante realtà del baseball, abbiamo altre, ma ci sono tantissime società che lavorano magari, che non godono della ribalta della cronaca e dei riflettori, ma che meritano le attenzioni. Poi sai, il Comune dovrebbe dare risposte a tutti e tutti attendono qualcosa in termini, non è semplice, però anche solo la vicinanza e ascoltare queste persone è importante. Metto via la cartellina perché siamo in conclusione, le faccio le 3 domande un po' più rilassanti. Sì. Si è sposato un anno fa e dopo è diventato sindaco. No. È diverso. Prima sono diventato sindaco. Prima sei diventato sindaco e poi hai detto, ma dato che ho vinto da sindaco. È stato un anno vissuto pericolosamente. È stato un anno intenso. 16 giugno proclamazione a sindaco, 18 luglio matrimonio con Adriana in Germania. Quindi è stato proprio un'annata. 4 luglio primo consiglio comunale. Ma per la vita di Bergamino è un'annata, penso, la migliore della sua vita. Con il botto. E sto ancora, come dire, quelle energie me le sto dosando. E quotidianamente cerco di approvvigionarmi. 2 cose penso per una persona straordinaria.
sindaco della propria città e poi il matrimonio. Credo che non capitino in tempo così breve una vicino all'altra, quindi davvero complimenti per questo. La cosa che in questi 10-11 mesi da sindaco le ha fatto più piacere o le ha dato più fastidio? La cosa che mi ha fatto più piacere è il calore comunque dei miei concittadini, pur con le giuste critiche, le giuste osservazioni. La cosa che mi ha fatto più piacere è anche il lavoro di squadra di tutta la mia maggioranza, perché poi io ci ho messo la faccia, rappresento il mio partito che è la Liga Veneta Lega Nord, però collaboro insieme a tante altre persone che amano la propria città. E questa è la cosa che ti dà, come dire, l'energia ogni giorno per calpestare le strade, il suolo della mia città. La cosa che mi ha dato più fastidio, che mi dà più fastidio è quel senso di impotenza di non riuscire a dare risposte concrete ai problemi, che meritano ulteriori approfondimenti certamente, ma laddove ti vedi sfilare le risorse dei cittadini di Rovigo che arrivano attraverso le tasse, attraverso queste economie, ma che finiscono là, in quella voragine che si chiama Roma, gestita da un governo che nessuno ha votato, questo è il senso di frustrazione e di impotenza. Però non mi arrendo, non mi sono mai arreso nella mia vita. E se un sindaco trova il tempo per sorridere, per divertirsi, per giocare, oppure proprio non ce l'ha? Ma sì, insomma, riesce. Poi io sono uno anche che ama scherzare. Qual è la cosa che le diverte di più da fare? Al di là, non mi stia a parlare del sindaco, ho capito che ne abbiamo parlato in maniera molto ampia in questo episodio. A me piace ascoltare il silenzio, la natura, isolarmi molto spesso. Nella montagna? Sì, mi piace, mi piace anche, ma il silenzio si può ascoltare anche nelle nostre bellissime delta del Po, non è quello, anche solo nei giardini che cerchiamo di curare sempre di più, e ci stiamo lavorando, ecco, le partecipate. Esatto. Però io le faccio una domanda, io godo delle cose belle che Rovigo mi offre, insomma, dei sorrisi e del rapporto con la mia città. Cerco di fare una domanda al di fuori del problema sindaco, invece lei ritorna, ormai è fissato, che è anche bello, giusto che sia così. Sì. In conclusione lo chiedo a tutti i miei ospiti, e in conclusione di questa puntata, un pensierino della sera, il suo pensiero per il futuro della sua vita, di Rovigo, dell'Italia, di tutto quello che vuole vedere in un prossimo futuro che dia soddisfazione. Mi faccia il pensierino della sera. Il pensierino della sera è che comunque il futuro, sia esso della singola persona, della famiglia, della comunità, è nelle nostre mani. Non possiamo aspettare sempre che sia qualcun altro che arriva a casa nostra piuttosto che nella nostra città a dirci come affrontare e risolvere i problemi e indicarci la strada. La dobbiamo trovare dentro di noi, la forza e anche la volontà di, come dire, di alzarci ogni mattina e di dire vediamo cosa possiamo fare noi per migliorare la nostra città. Questo è importante. E anche come uomo, cosa posso fare io per migliorare il rapporto che ho con mia moglie, con i miei amici. Non sempre si riesce perché una cosa magari influenza l'altra anche solo a livello emotivo. Però questa è una battaglia importante. Grazie Massimo Bergamini. Grazie a lei e grazie a tutti i telespettatori. Buonasera, buonanotte. Buonanotte.